Allora, seconda puntata di questo nuovo ciclo di Avvento di Fede Perché No, assieme a Don Ettore Malnati, parliamo della festività di Cristo Re di qualche domenica fa, no? Qual è il senso Dunque, la solennità di Cristo Re chiude l'anno liturgico. Okay. Quindi Cristo Re nel senso della signoria di Cristo nei confronti dell'umanità. Quindi si chiude l'anno liturgico come si chiude l'anno sportivo, l'anno, di un'attività, Sì. di un'associazione. Ecco, così anche la Chiesa ha i suoi criteri, quindi il suo tempo sacro. Quindi si apre il tempo della Chiesa, il tempo liturgico, con la prima domenica di Avvento e si conclude con la domenica di Cristo Re. Ecco, ad esempio noi nel rito romano abbiamo 4 settimane di Avvento, mentre nel rito ambrosiano, dove io sono a svolgere la mia pensione, eccoci, hanno 6 settimane dell'Avvento e anche loro concludono con, diciamo, la festa di Cristo Re. Perché i lombardi sono sempre ganassa, quindi in dialetto lombardo devono sempre sapere più una più sei d'un libro, cioè vogliono sapere una più del libro. Ma comunque il rito romano è per tutto il mondo, il rito ambrosiano è legato soltanto, diciamo, alla diocesi di Milano, qualche parrocchia della diocesi di Bergamo, alcune parrocchie della diocesi di Lugano e qualche parrocchia anche, mi pare, della diocesi di Novara. Ma la festa di Cristo Re, il significato qual è? La santificazione del tempo. Il tempo è più importante dello spazio, dice Papa Francesco. Il tempo però ci porta a considerare la caducità della vita e quindi a renderci conto che vi è una dimensione altra. E questa dimensione altra, oltre che all'eternità, cioè dopo la morte, è questa attesa nei confronti di una persona retta che ricerca un sentiero di verità. Questo sentiero di verità che Cristo presenta, perché il primo cherigma fatto stesso da Gesù Cristo, che non è appunto quello della morte, risurrezione e ascensione al cielo, ma quello che Gesù fa è convertitevi e credete al Vangelo. Quello che faremo all'apertura della Quaresima. Eccoci. Quindi qui allora c'è la santificazione del tempo. Il tempo è a tua disposizione questo, ma questo tempo è un talento. Tu questo talento puoi usarlo bene o questo talento puoi usarlo male. Se questo talento tu lo usi bene, cioè ti rendi conto che la speranza, come dice anche in modo particolare la bolla di indizione dell'anno santo, è la passione, morte e resurrezione di Cristo, cioè è Gesù Cristo la nostra speranza, quindi tutta la lettura del tempo che io ho consumato e se il Signore vorrà consumerò ancora, deve avere per me una centralità. La centralità del mio rapporto con la fede, con Cristo. Questo mio rapporto con Cristo e con la fede ovviamente non è una cosa semplice, ha bisogno di una conversione interiore, ponendo Dio al primo posto e le realtà materiali al secondo posto. C'è il Salmo 118 e dice: è povero l'uomo che confida nei potenti, confida in Dio. La signoria appunto di Cristo significa proprio questo, che noi credenti dobbiamo realmente porre la dimensione della rivelazione al primo posto e cogliere l'itineranza di una conversione al regno nella dimensione specifica della consapevolezza che abbiamo bisogno di una revisione di vita. Non dunque, diciamo, un vivere, che bello vivere di fede, realizzare la nostra vita alla luce della fede. Quella diventa la speranza. Così sono i primi due ambiti della bolla papale, quando sottolinea proprio non lasciamoci deludere o non deludiamo la speranza o non lasciamoci rubare la speranza. Quindi la speranza è Cristo, è la proposta cristiana che viene offerta
a tutta l'umanità, ma chi la porta questa speranza e chi ha fatto esperienza, cioè il cristiano, e sottolinea il fatto che realmente in Cristo io trovo la serenità, trovo il conforto, trovo la consolazione anche nel momento della prova. Non ci toglie Dio dalla tentazione, ci aiuta a superare la tentazione e a uscirne vincitori. Questo dunque è il senso profondo della signoria di Cristo, che riguarda il soggetto, ma anche nel concetto di una Chiesa sinodale, la comunità cristiana. Grazie Don Ettore, Grazie a ci voi. vediamo fra 7 giorni, grazie anche ai nostri telespettatori. Gloria, gloria.